Buongiorno a tutti, possiamo prendere posto che cominciamo il nostro culto. Voglio fare un saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo via YouTube, che il Signore possa benedirci nella sua presenza. Se tu hai portato la parola di Dio ti invito ad aprirla nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, prima Corinzi, capitolo 9, dal versetto 24, prima Corinzi, capitolo 9, dal versetto 24, dice così la parola di Dio. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. E quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. L'Apostolo Paolo stava parlando a una chiesa veramente complicata. Chi conosce un po' la chiesa di Corinto, secondo le lettere che sono state scritte, l'Apostolo Paolo ne ha scritte in realtà ben 4, di cui soltanto 2 sono arrivate a noi, e è una chiesa che era piena di problemi, no? E lui stava consigliando, stava dicendo al popolo di Dio là in Corinto: lottate, ma lottate veramente in modo duro contro voi stessi, contro il mondo, contro il diavolo. Perché? Perché lottando voi otterrete la corona. Cari miei, qualche mese fa ci sono state le Olimpiadi, no? E io stesso, quando ho visto i nostri atleti, per esempio nella staffetta 4% che hanno vinto, ho gioito, no? Ma il Signore sempre amministra al mio cuore diverse cose attraverso quello che io faccio e quello che io vedo. Mi diceva: quella è una corona corruttibile, un giorno prenderà polvere, un giorno verrà dimenticata, un giorno non sarà in un cassetto, nessuno si ricorderà più. Ma se noi come cristiani lottiamo secondo le regole, secondo i principi che il Signore Gesù ci ha lasciato in tutta la parola di Dio, noi arriveremo ad avere una corona incorruttibile, una medaglia che nessuno ci toglierà dal petto, perché è la corona che ci porterà nell'eternità. Ok? Che il Signore possa aiutarci a lottare secondo le regole, ma a lottare duramente per ottenere una corona che nessuno ci toglierà. E ti invito ad alzarti in piedi e di pregare insieme a me che questa mattina il Signore ci parli. Sei pronto a sentire la parola di Dio? Sì? Amen? Ok, ma prima dobbiamo lodare il Signore, va bene? Prega insieme a me. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché siamo qua un'altra volta stamattina nella tua presenza. Signore, io ti chiedo che tu possa, Signore, fare un'opera stamattina. Noi crediamo che tu sei un Dio vivente, non sei un Dio di teoria, non sei un Dio freddo, non sei un Dio che si è dimenticato del suo popolo, ma sei un Dio che agisce, un Dio presente, perché la tua parola dice che dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Signore, già stamattina tu stai girando, camminando per le seggiole, in mezzo alle file delle seggiole della tua chiesa qua stamattina riunita, e stai già amministrando, Signore, diverse cose. Ci siamo preparati durante tutta la settimana. Tu hai preparato il nostro terreno, Signore, il terreno del nostro cuore. Perciò tutto quello che verrà fatto e detto stamattina sarà il seme che tu metterai nel nostro terreno. L'unica responsabilità che noi abbiamo e vogliamo, Signore, che venga compiuta questa mattina è curare questo seme, far crescere questo seme, portare a maturazione questo seme affinché la nostra vita cambi ogni giorno di più. Un seme che sarà per la vita eterna e un seme che sarà, Signore, per la nostra maturità. Ti chiedo di fare questa opera stamattina, Signore, di riempire questa sala di culto del tuo Spirito e di lasciare, Signore, che i nostri cuori siano liberi, le nostre menti siano libere per ascoltare quello che tu ci dirai. Grazie ancora, Signore, di questa occasione che ci dai di stare nella tua presenza, e ti chiedo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sei pronto per lodare il Signore? Amen. Lodiamo insieme.
Gloria a Dio, noi vogliamo ringraziare il Signore, se siamo qui è perché le sue misericordie anche oggi ci hanno fatto alzare, sono qui con noi, il Signore versa sempre su di noi la sua benedizione ed è questo che noi vogliamo fare. Salmi 105, cercate l'Eterno e la sua forza, cercate di continuo la sua faccia, ricordate le meraviglie che Egli ha fatto, i suoi miracoli e giudizi dalla sua bocca. Amen, cantiamo al Signore. celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli, cantate a Lui, cantate lode a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie, gloriatevi nel suo santo nome, Gesù.
Gesù. Lode tu nome, Signore. Ai piedi della croce c'è il suo perdono, il sangue versato, lava i peccati, è fonte di vita che mi trasforma in una nuova creatura. In mezzo all'adorazione c'è la sua presenza, in mezzo alla celebrazione C'è la gioia del suo spirito, in nelle sue promesse, la certezza che la vittoria viene nel suo santo nome. Chiamerà chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato. Questo è un nome meraviglioso. Puoi cantare con noi del nome del tuo Salvatore? Bello perfetto, il figlio di Dio, forse lei è ammirabile, il principe di pace, il forte di Dio. Emanuele, Davanti a lui ogni ginocchio si piegherà. Alleluia! Gloria a Dio, Signore riceve la lode del tuo popolo. Noi vogliamo non dar mai per scontato avere la presenza del Signore in mezzo a noi. Non è mai scontato venire in chiesa a lodare il Signore, che poi alla fine è Lui che ci sostiene, è Lui che ci dà sempre la grazia nelle nostre lotte e nelle nostre battaglie, vero? È così? Amen. È così. E noi vogliamo sfruttare sempre di questo, perché siamo figli Suoi. È tanta grazia che il Signore ci dona. Se tu pensi di aver ricevuto solo grazia con la salvezza, forse c'è qualcosa che devi capire ancora. Anche il fatto di alzarsi, di poter camminare, respirare, avere una famiglia vicino a te, avere la sicurezza di aprire la tua finestra al mattino e vedere che sembra che c'è un ordine. Anche questo viene dal Signore, non è scontato. E noi vogliamo sempre ricordare della grazia della salvezza e non solo, della presenza del Signore costante nella nostra vita. Amen? Cantiamo. Celebriamo il Signore. Alza la tua voce, proclama, innalzalo. Che vince il buio ed è peccato, e il cui amore è così grande, il re di
riscuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Spazza via la confusione che ci ha reso suoi figli infine, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, il Dio del mondo con la giustizia e con splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. E gli uomini dichiarano: Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, 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 Dio sei. Questa è la grazia Tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, 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 Dio sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Dico io, Signore, noi vogliamo innalzarti, Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché tu sei qui in mezzo a noi. Puoi ascoltare, Signore, quanto il tuo popolo, Signore, ha il cuore grato, Padre, per tutto ciò che tu hai realizzato, Signore, nelle nostre vite, Signore. La salvezza, il perdono, l'amore per noi.
Quanta pazienza, Signore, Tu hai con ognuno dei Tuoi figli, Signore. Spesso cadiamo, spesso stiamo in lotta, Signore, ma Tu vieni, ci rialzi sempre, Signore. Noi vogliamo glorificarti, Signore, vogliamo onorare il Tuo nome, Signore. Vogliamo dirti, Signore, che noi siamo qui, vogliamo sentire la Tua presenza, vogliamo ascoltare la Tua voce, Signore. Non è scontato essere qua oggi, Padre. Noi Ti ringraziamo, Signore, per la Tua grazia infinita nella nostra vita, Signore. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché Te hai cambiato la nostra storia, Signore. La storia di ognuno di noi che è qui oggi presente, Signore, è cambiata per Te, Signore, perché ci sei Tu. Grazie, Signore. Grazie per la Tua Chiesa, grazie per tutto ciò che Tu realizzi nella vita di questa comunità qui a Treviso, Signore. Chiedo che Tu continui, Signore, a usare questo Tuo popolo, Signore, per la gloria e onore, Signore, del Tuo nome in questo posto, Signore. Ricevi la nostra lode, Signore. Noi vogliamo onorarti, Signore. Tu sei un Dio potente, sei un Dio grande e meraviglioso, Signore. Sei magnifico, Gesù. E noi vogliamo ricordare, Signore, la potenza che ha nel Tuo nome, Signore. Vogliamo ricordare, Signore, quando noi chiamiamo Te, Signore, tutto cambia nella nostra vita, Signore. Quando noi invochiamo il Tuo nome, Gesù, quando Tu sei davanti a ogni situazione, Signore, tutto può cambiare, Signore. Noi consegniamo la vita del Tuo popolo nelle Tue mani, Signore, e glorifichiamo il Tuo nome, Signore. Amen. Sei la parola del principio, uno con l'Altissimo. Cantiamo insieme. Nella creazione la Tua gloria, rivelata in Te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo più vicino, sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal Tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che splendido nome è, incomparabile, che splendido nome è, il suo nome, che splendido nome è, il suo nome. La morte è vita, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama
incomparabile, che potente nome è il suo nome, che potente nome è il suo nome, che potente nome è il suo nome. Gloria a te, Signore. Nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen, Chiesa. Tu credi davvero che il nome di Dio è un nome potente? Solo che abbiamo un problema. Quando cominciamo a dichiarare che il nome di Dio è potente, io e te entriamo in una battaglia, che è una battaglia spirituale. E la parola di Dio è molto chiara in questa, che io voglio o no, io entro in questa battaglia e grazie a Dio il nostro generale si chiama Cristo, è Lui che ci porta alla vittoria. Noi stiamo meditando già da diverse settimane sui comandamenti che Gesù ha lasciato nella sua parola mentre Lui era qua sulla terra, no? Oggi noi mediteremo sul tema di entrare nella porta stretta, per la porta stretta, ossia entrate per la porta stretta. Non è un consiglio ma un comandamento, e noi vedremo che questo entrare per la porta stretta fa da spartiacque per il nostro destino eterno, ossia noi sceglieremo se entrare in quella porta stretta o non entrare. Questo determinerà cosa noi saremo e cosa noi faremo nell'eternità, con Cristo o lontani da Cristo per sempre, ok? E quindi mediteremo su questo. Leggiamo la parola di Dio, dopo faremo una preghiera per introdurre il tema. E dice così: egli attraversava città e villaggi insegnando ad avvicinarsi a Gerusalemme. E un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me voi tutti malfattori. Là ci sarà il pianto e lo stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno i primi e dei primi che saranno gli ultimi. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché, Signore, siamo qua nella tua presenza. Vogliamo chiederti, Signore, che la tua parola possa fare la differenza questa mattina nelle nostre vite. Parla al tuo popolo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo testo che abbiamo letto è collocato in quello che si chiama il Sermone sul Monte, ossia sono i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. E questo testo, quasi praticamente uno degli ultimi testi che si trova lì nel capitolo 7, ossia è la chiusura. E Gesù parla, dà un'immagine di cosa sarà il giudizio che viene chiamato in teologia il giudizio del trono bianco, ossia quando tutte le genti di tutte le epoche si riunirà davanti a questo trono, che sarà il trono del giudizio finale, e ci sarà una specie di dialogo in quel trono, ok? Ossia,
nella prima parte noi vediamo delle persone che vogliono entrare nel regno, vogliono entrare in questa festa che si farà nell'eternità, e il Signore gli dice no, state fuori, io non vi ho mai conosciuti, addirittura li chiama malfattori. L'altra parte invece è la più bella, è la più gioiosa, è quella che ci dice che ci saranno delle persone che si siederanno a tavola con Gesù e con i grandi della fede di tutte le epoche per festeggiare per l'eternità a quello che è stato fatto qua in terra. Interessante che nella cultura ebraica l'eternità è vista come una grande tavolata con tutti insieme, tutti seduti a mangiare, e Gesù stesso, è interessante che Gesù stesso durante il suo ministero terreno dice che io mangerò di questo frutto quando sarò nel regno del Padre mio, ossia sembra che il popolo ebraico abbia delle origini napoletane, no? Ossia quelli che si siedono alle 9 di mattina e si alzano alle 9 di sera. Ma è così interessante perché mangiare insieme nella cultura ebraica significa identificarsi, significa stare insieme in un modo diverso che in un semplice colloquio, ma stare insieme come una famiglia. Ed è così che intende Gesù all'eternità. Ma cosa farà da spartiacque tra le persone che resteranno fuori dal regno di Dio e le persone che entreranno in questa grande festa che è l'eternità insieme a Cristo? C'è una parola molto interessante che dice così nel secondo versetto, dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quel verbo lì che Gesù usa è importantissimo, perché nella lingua greca questo sforzatevi è la parola agonizomai, ossia da cui derivano le parole italiano agonia o agonismo, ok? Quindi ecco perché noi all'inizio abbiamo letto quel testo che ci parlava della corsa cristiana, del combattimento cristiano. Un cristiano è una persona che è destinata, è stata creata da Cristo Gesù come una nuova creatura per combattere, per entrare in un agonismo, e se volete anche una cosa in più, è entrare in una agonia, ossia entrare in una lotta senza quartiere nel mondo spirituale per combattere il regno della carne, il regno dello spirito maligno e il regno del mondo. È questo che fa da spartiacque di entrare nella festa o meno. Il significato della parola agonizomai è questo: entrare in una disputa, contendere, avversari, lottare affrontando pericoli, ostacoli, sforzarsi con estremo zelo per arrivare al traguardo. E la prima domanda che ti faccio stamattina, scomoda, è: c'è una lotta nella tua vita? Se c'è lotta, c'è vita. Se non c'è lotta, non c'è vita. Ossia, un cristiano è chiamato a lottare contro 3 cose fondamentali: la carne, il diavolo e il mondo. E qua ci potrebbe essere un problema dottrinale se noi leggiamo esclusivamente il testo che abbiamo letto all'inizio. Ossia, pastore, mi stai dicendo che per entrare nel regno dei cieli io devo combattere? E qua c'è un problema, perché se noi prendiamo solo ed esclusivamente le parole di Gesù, sembra che noi entreremo nell'eternità soltanto se noi combatteremo estremamente, in modo radicale, contro queste 3 forze che combattono contro i cristiani. In realtà la parola di Dio ci dice che noi siamo salvati per grazia, ok? Salvati per grazia. E la parola di Dio in Efesini, capitolo 2, i versetti da 1 a 3, dicono così: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo in questa lettera scritta dal carcere che chi nasce nella carne è destinato a seguire la corrente. Qualche tempo fa ho visto un documentario molto interessante sulla cultura indiana, gli indiani dell'India.
ok? E una volta all'anno c'è un rito particolare che si chiama il rito di purificazione, e tutti gli induisti che sono veramente fedeli all'induismo che cosa fanno? Si gettano nel Gange per fare la purificazione rituale annuale, in modo che il nuovo anno sia un anno veramente benedetto dagli dei in cui loro credono. Ma è interessante che gli induisti hanno anche questa idea. Il Gange è un fiume dove bisogna gettare i propri morti, perché i morti vengono purificati attraverso le acque del Gange. Quindi mentre alcuni si gettano nel Gange per purificarsi e lottano contro la corrente per purificarsi, che cosa succede? I morti attraversano queste persone che si gettano nel Gange, ossia i morti e i vivi insieme in una situazione un po' paradossale, ok? E questa è un'immagine molto interessante che succede nel mondo spirituale, ossia ci sono veramente delle persone che entrano nella Chiesa, si siedono nella Chiesa, cominciano ad ascoltare il messaggio di salvezza, ma vanno nella direzione della corrente e non hanno ancora conosciuto Cristo, e non vanno nel senso contrario alla corrente. Tu hai mai visto un pesce andare nel senso della corrente? Un pesce lotta contro corrente, perché se lotta contro corrente prende ossigeno e vive. È un pesce che va nel corso della corrente, è un pesce morto che viene trasportato qua e là. È questo che ci dice la parola del Signore stamattina, ossia per lottare bisogna essere nati di nuovo, bisogna essere dei pesci vivi secondo la parola di Dio che ci ha detto qua in Efesini capitolo 2 da 1 a 3. E io e te abbiamo tre nemici: il mondo, la carne e il diavolo, contro cui dobbiamo lottare, e Cristo deve fare un'opera di vivificazione, come c'è scritto qua, perché noi possiamo cominciare a entrare in questa lotta contro il mondo, la carne e il diavolo. Adesso noi vedremo alcuni ostacoli, alcune caratteristiche di un cristiano che deve essere colui che lotta contro queste cose che il mondo ci propone, ok? E vediamo se tu, come me, stai lottando contro queste caratteristiche. Il primo grande nemico, a mio avviso, che c'è nella vita di un cristiano contro cui io devo lottare è il controllo, ok? Oggi noi siamo degli appassionati di controllo della nostra esistenza, ok? A noi piace avere tutto in ordine, il nostro conto corrente, la nostra famiglia, i nostri figli, i nostri cari, la nostra macchina, tutto quanto deve essere sotto il nostro controllo. Noi siamo figli di Adamo ed Eva. Guarda che cosa dice la parola di Dio in Genesi capitolo 3, 4 a 6, dice così: il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come... Cosa c'è scritto lì? E sarete come Dio. Ossia, questi uomini che Dio aveva creato erano totalmente dipendenti da Dio, vero o no? Erano nudi, erano controllati dallo Spirito di Dio, non avevano vergogna di niente, perché la loro relazione con Dio era perfetta, non c'era niente in mezzo tra Dio e gli uomini. A un certo punto noi sappiamo com'è andata la storia: loro hanno peccato e sono caduti. Ma guarda qual è stata la tentazione del serpente: sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderato per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Qui comincia la brutta storia della razza umana. Allora, prova a analizzare un pochino la tua vita, ok? Ci sono delle cose che tu non riesci a controllare? Alza la tua mano. Sì? Ok. Benvenuto nell'umanità. Ma è interessante che Cristo ci dà un messaggio fantastico. Quando Lui è venuto qua sulla terra, Lui che aveva tutto il controllo di tutto l'universo, Lui che era Dio fatto carne, ci dice una cosa nel Vangelo di Giovanni, che è questa: io non posso fare nulla da me stesso. Come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Gesù, che era Cristo, che era Dio fatto carne, ha detto: io non posso fare nulla se non quello che vedo fare dal Padre mio. Posso darti questa chiara immagine del perché io e te abbiamo delle cose nella nostra vita che non sono sotto il nostro controllo? Te lo dico subito. Perché Cristo vuole che tu ti liberi dal controllo della vita. E Lui vuole che tu cominci a vivere una vita di un livello superiore, che è una vita spirituale. Tu stai lottando contro il controllo della tua vita. È interessante che ci sono dei su e giù, no? Nella nostra vita, degli alti e dei bassi. Secondo te perché il Signore permette queste situazioni di alti, di bassi, di problemi di salute, di problemi di soldi, di problemi con la famiglia? Perché il Signore permette tutto questo? Perché Lui sta dicendo: io ti sto togliendo da questa terra e sto cercando di cominciarti a farti ragionare con la mente eterna. Perché la nostra destinazione, cari miei, non è qua, non è su questa terra, non è camminare e venire qua tutte le domeniche al culto, che è una parte di quello che noi stiamo preparando, un cammino che andrà a finire nell'eternità. E il Signore ci dice: sganciati da questa terra. Ecco perché io voglio che tu perda il controllo. Come Cristo ha detto: Signore, io non posso fare niente da me stesso. Quante volte noi abbiamo cercato di prendere in mano la situazione della nostra vita e di cercare di gestire con la nostra mentalità, con le nostre forze, con le nostre energie, con tutto quello che noi siamo. Il Signore ti dice: molla le redini e lascia che io guidi la tua vita. Sai qual è un grande indicatore che noi stiamo cercando di prendere il controllo della nostra vita a tutti i costi? L'ansia. L'ansia è la malattia del XXI secolo. L'uomo vuole tutto sotto controllo. Il Signore dice: lascia andare le redini. Ma Signore, ma chi si prenderà cura delle mie necessità? E il Signore dice: lascia che io mi prenda cura. Versetto 4, 5, 6 del Salmo 37 dice: metti il tuo diletto nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Confida in Lui ed Egli opererà. Tu credi in questo? Amen, pastore. Da domani lascio andare tutto nelle mani del Signore. Gloria a Dio, ma ci sarà un combattimento. Perché il Signore ti chiederà e tu metterai in tasca. Poi gli dice: tira fuori quei centesimi che tu hai lasciato nella tasca. Dammi tutto. Ma tu hai bisogno di togliere. Mi ricordo quando ero ragazzino, no? Adesso vi confesso un peccato di quando ero bambino. Penso che è un peccato che un po' tutti abbiamo fatto, no? Mia mamma aveva l'abitudine di lasciare il portafoglio con tutte le monetine sopra il comodino, no? E quando io volevo il gelato, e ovviamente mia mamma non sempre me li dava, no? Un giorno mia mamma si è accorta e mi ha detto: dove hai preso? Hai preso le monetine che c'erano nel mio portafoglio? No mamma, tira fuori dalla tua tasca le monetine. E ho tirato fuori una monetina, tira fuori anche l'altra, ho tirato fuori e poi anche l'altra, la terza. E il Signore fa così con noi: dammi. Ma Signore, ma ti do, dammi quello che hai nelle tue tasche, dammi quello che hai nelle tue mani, dammi quello che hai nella tua vita, perché io posso trasformarlo e la tua ansia sparirà. Ma io ho bisogno che tu togli tutto dalle tue mani e che mi consegni ogni cosa. Tu vuoi avere una vita di pace? Devi perdere il controllo. Esattamente il contrario di quello che fa il mondo, avere tutto sotto controllo. Caro figlio di Dio, stai lottando per perdere il controllo nella tua vita. Questo che tu devi fare perché tu possa entrare nel regno dei cieli. Perdere il piacere e la sofferenza, questa è la seconda grande battaglia che ciascuno di noi deve fare. Guarda che cosa dice la parola di Dio. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. Quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato.
Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola di Dio, e poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Allora sta attento a cosa dice la parola di Dio. Qual è il grande ostacolo che questi due tipi di terreni, che sono il cuore dell'essere umano, affrontano e che perdono la parola di Dio? Sono due cose interessanti. Il primo dice è quello che comincia a soffrire per la parola di Dio. Il secondo è quello che comincia a gioire con le cose del mondo. Ok? Allora, quali sono i due grandi problemi qua? Sono o la gioia, o il piacere, chiamalo un pochino come vuoi, oppure la sofferenza. Questi due elementi che fanno naturalmente parte della vita umana possono diventare dei grandi ostacoli perché io e te possiamo avere un rapporto personale col Signore armonico, profondo e serio, ok? Ci sono persone qua nella terra che cercano un'altra cosa che può portarci lontano dal Signore, che è la felicità. Se tu cerchi la felicità su questa terra hai già perso in partenza, perché la vita è fatta di su e giù di onde che a volte sono gioia, a volte sono tristezza, a volte sono sofferenza, a volte sono allegria, e sono dei sistemi che il Signore mette in atto nella mia e nella tua vita perché noi possiamo cominciare a capire che non è né la gioia né la sofferenza che ci porteranno più vicini a Dio, ma sono parti della vita integranti all'essere umano perché Dio possa raggiungere i suoi scopi. Ci sono due uomini nell'Antico Testamento che hanno sperimentato queste due caratteristiche all'estremo. Il primo è Giobbe e il secondo è Salomone. Salomone aveva una grande gioia, lui tutto quello che desiderava lo poteva avere. Aveva ricchezze, aveva gloria, aveva saggezza, aveva 1000 mogli, 1000 suocere. E a un certo punto della sua esistenza, guardate come alla fine del libro di Ecclesiaste dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. E Giobbe, che stava soffrendo come un cane, ha perso figli, ha perso proprietà, ha perso la salute, ha perso tutto, a un certo punto dice: io so che il mio Redentore vive. Dio stava compiendo un'opera nella vita di Giobbe come nella vita di Salomone, e tutti e due avevano capito un principio fondamentale: sia la ricchezza, sia la gioia, sia l'allegria, sia la sofferenza che la tristezza fanno parte di un piano di Dio per compiere i suoi scopi. Non chiederti mai, ti do questo consiglio, che non devi pagare per averlo, non chiederti mai perché i giorni di prima erano migliori. Non chiedertelo mai, perché Dio userà la gioia e Dio userà la tristezza, la sofferenza o l'allegria per raggiungere i suoi scopi, in modo che tu non ti possa mai aggrappare né all'uno né all'altro. Guarda che cosa dice l'Apostolo Paolo da un carcere, che è il carcere a Roma, e non so se tu sei andato a Roma a vedere il carcere dove Paolo Apostolo era imprigionato. È una cosa molto interessante. Era il carcere dove Paolo Apostolo era chiuso, era l'ultimo di una serie di carceri che erano in pendenza. Sta attento a cosa ti dico adesso. Nell'ultimo carcere dove Paolo c'era venivano accumulati tutti gli escrementi di tutta la prigione, e i romani avevano un'intelligenza idraulica non indifferente. Okay? Questo carcere era proprio fatto in pendenza, in modo che quando i prigionieri cacciavano fuori dalla loro cella gli escrementi, arrivava un inserviente e li cacciava fino all'ultima cella in fondo dove c'era lo scolo. Paolo era nell'ultimo carcere, proprio in fondo a quella cella. E guarda che cosa dice lui scrivendo ai Filippesi. Dice: so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e a avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. L'Apostolo Paolo non era abituato né a aggrapparsi alla povertà, ossia di non dipendere dalla povertà, ma neanche dipendere dalla abbondanza. Che cosa stai cercando in questa vita? Stai cercando abbondanza, stai cercando ricchezza,
Stai cercando la felicità. Quando io guardo alla vita di Gesù, quando io leggo Isaia capitolo 53 che parla di lui, dice uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Gesù è venuto qua sulla terra consapevole di quello che avrebbe affrontato, ma la sofferenza non l'ha toccato, l'ha vissuta ma non l'ha toccato. E lui è tornato al Padre in gloria. Tu vuoi un giorno entrare nella gloria dicendo Signore, le sofferenze e la gioia della vita non mi hanno toccato, perché l'unica cosa che mi ha toccato sei stato tu. Hai capito la differenza? Tu stai lottando contro questi due estremi della tua vita. Tu stai lasciando che queste cose siano soltanto uno strumento che Dio usa perché tu possa crescere. Non leggeremo l'ultimo versetto di questa pagina, ok? Lottare contro la tiepidezza. Un cristiano, fratelli, un cristiano non può vivere la fede come qualcosa di freddo, di tiepido, di qualcosa faccio perché devo fare. Leggo la parola di Dio perché devo leggerla ogni giorno. Mi chiedo, popolo di Dio, quando tu apri la parola di Dio, ti emozioni ancora? Gioisci di quello che Dio ti sta dicendo? Ieri ho condiviso un testo con un fratello della Chiesa e mentre lo leggevo, Signore, mi è venuta una gioia dentro, ho detto Signore, ma tu scrivi queste cose qua a me? Lui dice sì. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti è tratta una lode per ridurre a silenzio l'avversario. Ossia, fratelli, l'entusiasmo, sai cosa vuol dire la parola entusiasmo, no? Entheos in greco, vuol dire Dio in te. Tu hai questo entusiasmo per Dio, per fare le cose di Dio. Sinceramente, nel teatro della vita, i cristiani non sono mai degli spettatori, sono sempre dei protagonisti, sono sempre sul palco a fare lo spettacolo. Ok? Guarda che cosa dice la parola di Dio in Apocalisse capitolo 3, versetto 14 e 15. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Questa è la Chiesa degli ultimi tempi che viene rappresentata nel libro di Apocalisse, la Chiesa di Laodicea. Ok? Allora io vi voglio raccontare un'esperienza che ho fatto qualche anno fa quando sono andato in Brasile. Ho visitato per la prima volta nella mia vita una favela, ok? Voi non potete neanche immaginare, no sì, brasiliani qualcuno sa che cosa significa vivere in una favela, no? Noi avevamo un missionario che lavorava proprio all'interno della favela e all'interno della favela era stata creata una piccola chiesa, ok? E io sono andato proprio nella parte più estrema della favela, dove c'era l'ultima casa, no? Al di là di quella casa c'era quello che si chiama il Pantanal, sicuramente conoscete, no? Cioè una palude dove i coccodrilli alla sera venivano all'interno della favela a mangiare i resti di quello che consumavano gli esseri umani, ok? In quella ultima casa, che non era una casa, era una baracca fatta di lamiera, ok? Voi potete immaginare il sole là del Brasile che picchiava a 50 gradi su questa lamiera. In questa casa c'era l'unico posto pulito che c'era, era un letto pulito, con le lenzuola pulite, con un bambino, una famiglia di una ragazza di 28 anni, aveva già 6 figli. Questo bambino era appena nato. Quando io sono entrato, ho visto questa scena, fratelli, ho cominciato a piangere, ho messo la mano sulla testa del bambino, ho pregato per questo bambino, ho detto Signore, crescilo nelle tue vie, non lasciare che faccia parte di tutto questo. Alla sera siamo andati al culto in quella piccola chiesa che era all'interno della favela.
Io vi posso dire che in tutte le chiese che ho girato, e ne ho girate tante, perché sono stato là 40 giorni, tante, a volte 2 chiese al giorno ho visitato, ma il culto più caldo, il culto più spirituale, il culto più bello che io ho fatto in quella chiesa all'interno della favela. Sai perché? Perché loro avevano delle sfide ogni giorno, non soltanto per mangiare, ma per vivere. Vi racconto anche questa. Sono entrato in un'altra casa, sempre vicino a questa casa, c'erano un letto a castello, dove su questo letto a castello dormivano 7 bambini, ok? Io non so come facevano a dormire in 7, ma erano in 7 che dormivano. E loro dormivano su 2 strati di gomma a piuma che erano non sporchi, di più, ok? Erano neri. Ho detto, ma Signore, ma come possono essere così sporchi? Ok? E ho capito il perché dopo, mi hanno mostrato il perché. Perché i bambini, quando si alzavano la mattina, poi loro correvano, giocavano per tutto il giorno. Durante il giorno, queste 2 brande del letto a castello erano usate per fare pollaio, ossia lì sopra salivano le galline. E le galline facevano i loro bisogni e le galline restavano lì, facevano i loro pulcini, facevano le uova. Quindi potete immaginare quei materassi, tra virgolette, cos'erano. Ma la gioia più grande che io ho visto queste persone venire al culto, una gioia immensa. Perché? Perché la sfida della loro vita era: io so che il mio Signore vive e io sono caldo perché so che il Signore si prenderà cura di me. Oggi noi abbiamo tutto e facciamo dei culti a volte, fratelli, e vi posso assicurare, non sono certamente l'immagine di una chiesa calda. Io non sto accusando nessuno, sto solo cercando di mettere nel tuo cuore questo senso, no? Di gioia, di calore, perché il nostro Dio vive, il nostro Dio ama la sua Chiesa e noi non possiamo rispondere all'amore con la freddezza, con la tiepidezza. Guarda che cosa dice in risposta, sempre il capitolo 3 di Apocalisse, dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Per la prima volta il Signore non fa, nelle 7 lettere che ha scritto all'Apocalisse, non fa un appello alla Chiesa, fa un appello individuale. Perché lui dice: se qualcuno ascolta la mia voce, se qualcuno sente la mia voce, apra la porta, io entrerò e cenerò con lui. Hai mai fatto una cena spirituale col Signore? È una cosa fantastica. Dio che parla al tuo cuore, tu che parli al suo cuore, uno scambio amorevole che ti riempie completamente il cuore e che tu dici: io sto qua e voglio stare qua. Ti ricordi che cosa hanno detto i 3 discepoli quando sono andati sul monte insieme a Gesù? Signore, facciamo 3 tende, restiamo qua insieme a te perché è qua che io voglio rimanere. Quando è l'ultima volta che tu hai detto così a Cristo? Quando è l'ultima volta che è stato? È una domanda scomoda, vero? Non possiamo avere una relazione con Cristo in modo automatico, in modo freddo, in modo formale, perché Gesù è il nostro papà. Ti sei mai seduto a tavola col tuo papà? Io non so l'immagine di tuo papà com'è nella tua mente, ma il nostro papà, sai com'è? È come il papà del figlio il prodigo, che aspetta il figlio che torni e che gli dice: figlio, vieni che facciamo festa. Tu percepisci questa festa che Gesù vuole fare con te. Tu senti che Cristo è caldo con te. Se non senti, c'è qualcosa che non funziona, perché noi abbiamo lasciato che tutto quello che il mondo ci propone entri nella nostra mente, entri nel nostro cuore e che faccia sì che quello diventi parte del nostro sistema di vita. Fratelli, noi non siamo di questo mondo. Noi siamo parte di un altro mondo che fra poco viene. E tu sai che Cristo sta tornando, vero? Tu sai che siamo negli ultimi tempi, vero? Sei pronto per affrontare l'eternità? Sei pronto per partire? Signore, lasciami fare 2 o 3 cose. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti e tu seguimi. Vuoi rispondere a questo appello stamattina? Guarda che Cristo non ti delude mai.
lottare con la tiepidezza. E ultimo, lottare contro l'incredulità. Guarda che triste immagine che Gesù ci lascia nel Vangelo di Matteo. Dice, e lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. A causa della loro incredulità non fece molte opere potenti. Allora, io ti voglio dire una cosa stamattina. Da quanto tempo stai pregando per quella cosa che ancora non è arrivata? Questa è una cosa che devi meditare tu nella tua vita. Io ho un argomento di preghiera che sto lottando da più di 10 anni, ok? E il Signore mi ha detto una cosa interessante, che prima di questo ho lottato per altri 15 anni perché una persona della mia famiglia arrivasse al Signore. Questo è mio fratello biologico, ok? Che è più giovane di me. Questo mio fratello biologico, la prima volta che è entrato in un culto, ha ascoltato la predica e ha commentato così: io sono una persona intelligente, non crederò a quello che tu dici, non crederò a quello che tu vuoi, ma in questo culto io non verrò mai più, voi siete tutti matti. Questo è stato il commento che lui ha fatto il primo culto che ha partecipato. Okay? Da lì in poi io ho cominciato a pregare, 15 anni. Ok? Questa mattina mio fratello a Verona sta predicando la parola di Dio. È un anziano della chiesa di Verona. Hai capito? Durante questi 15 anni, quante volte la mia mente ha detto lascia perdere. Ok? Lascia perdere. Non è per te, non c'è speranza, non c'è via d'uscita. E poteva entrare nel mio cuore quello che si chiama incredulità. Ma se entrava nel mio cuore l'incredulità, oggi potevo vedere quel miracolo di Dio succedere. Non lasciare che il tempo che passa spenga la tua fede. Quando tu non senti più l'opera di Dio, sai qual è il tuo compito? Resta lì. Resta nella sua presenza, non desistere, perché Cristo ascolta le preghiere dei suoi figli. E se entra lo scoraggiamento, è peggio ancora, perché lo scoraggiamento ti porta a dire come ha detto Tommaso. Tommaso era un apostolo ed era una persona che amava profondamente il Signore ed è stato l'unico a dire, quando Gesù voleva tornare a Gerusalemme: Signore, adesso noi veniamo a morire con te. È stato l'unico degli apostoli che ha detto questo. E quando Gesù è morto, il suo cuore è andato in frantumi perché pensava che fosse finita tutta la storia. E si è fatto prendere dall'incredulità e si è fatto prendere dallo scoraggiamento. E guarda che cosa gli dice Gesù. Poi disse a Tommaso: porgi qua il tuo dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Allora adesso pensa al tuo problema, pensa alla tua preghiera ancora non corrisposta da Dio. E Gesù ti sta dicendo stamattina: io ho dato la mia vita per rispondere alla tua preghiera. Non demordere, rimani lì dove sei, continua a pregare perché la risposta arriva. Chiesa di Dio, amen, sì o no? Ma non ti entusiasma questo? Io dico: Signore, pregherò per 30, 40 anni, non mi importa, chiuderò i miei occhi pregando, ma io so che la tua risposta arriva. Non farti prendere dall'incredulità, ma tu devi lottare. Smetti di mettere nella tua testa, o di lasciarti mettere nella tua testa lo scoraggiamento, la freddezza, l'incredulità, perché il Signore sa di cosa tu hai bisogno. Tu pensi e credi questo, ma tu devi lottare con l'incredulità. Il tempo passa, la risposta non arriva e il tuo compito è rimanere lì. C'è un'immagine, un'illustrazione molto interessante
di un padrone che dice al servo: servo, io me ne vado per un lungo periodo, rimani qua, vedi quella roccia, spingi contro quella roccia finché io non torno. E il servo obbedisce, ogni giorno si alzava e spingeva contro quella roccia, e spingeva contro quella roccia, e spingeva contro quella roccia. Dopo diversi anni torna il padrone e il servo, la prima cosa che fa, corre dal padrone e gli dice: padrone, io non sono riuscito a spostare quella roccia. E il padrone risponde: ma io non ti ho chiesto di spostare quella roccia, io ti ho chiesto di spingere contro quella roccia. E osserva cosa tu sei oggi. Tu sei più muscoloso, tu sei più determinato, tu sei più centrato nella mia volontà. Questo è quello che io chiedevo a te. Prendi in mano il tuo problema, continua a rimanere nella presenza di Dio e non farti vincere dall'incredulità, perché se tu hai ricevuto una promessa da parte di Dio, Lui lo farà, ma tu devi continuare a spingere. Spingi e spingi finché quella roccia non sarà spostata dalla fede che tu hai in Cristo. Arriverà il momento, ma non fare come Tommaso. Gesù gli ha dovuto fare mettere le dita nel costato per fargli capire: Tommaso, io ho dato la mia vita, ho dato la mia salute, ho dato la mia sofferenza perché tu potessi godere di questo, ma non essere incredulo, ma credente. Non è finito niente. L'ultima parola che ti voglio dare è che se tu hai detto nella tua mente e nel tuo cuore: è finita, sai che cosa Gesù dice stamattina? Adesso comincia, perché entro in campo io. Ma noi dobbiamo lasciarlo entrare, ok? Tu vuoi questa esperienza con Cristo? Anche io. Preghiamo. C'è lotta nella tua vita, lotta contro la freddezza, contro l'incredulità, lotta per non lasciare che né che la gioia né la sofferenza ti travolga, lotta contro il controllo della tua esistenza. Se c'è lotta contro tutto questo, gloria a Dio perché la vita di Cristo è in te. Ma se non c'è lotta, io ti ripropongo quello che Gesù ha detto alla chiesa di Laodicea: io sto alla porta e busso. Se tu che stamattina che sei qua hai sentito la tua voce, la voce del Signore, apri la porta del tuo cuore, lascia che Lui entri e che cambi la tua esistenza. Io voglio pregare questa mattina e chiedo a tutta la Chiesa che stia pregando insieme a me, se c'è qualcuno che ha sentito la voce di Dio nel proprio cuore, ha detto: questo messaggio era per me. Pastore, tu conosci la mia storia, io non conosco niente, è lo Spirito Santo che conosce. E stai dicendo: voglio fare questa esperienza con Cristo. Allora io ti invito, dove tu sei, ad alzarti in piedi, perché io voglio pregare per te. Dio ti benedica qua, Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica. Amen. Se c'è qualcuno che sta dicendo: pastore, io ho smesso di lottare con tante cose di cui hai detto tu stamattina, allora è il momento di rifare un patto con Cristo e ritornare a essere caldo e ritornare a essere fervente, pieno della sua gioia. Alzati in piedi nel nome di Gesù, io voglio pregare per te e con te. Amen. Signore, io ti ringrazio e ti benedico per queste vite preziose a cui tu hai lasciato il seme della tua parola. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che da oggi in poi, ogni giorno, questi miei cari possono avere un'esperienza forte, Signore, con te. Possono sentire la tua pace, possono sentire il tuo amore, la tua misericordia, la tua grazia, la tua compassione. Riempili, Signore, del tuo spirito. E che oggi, Signore, se c'è stata salvezza nel cuore di qualcuno qua,
Sigilla, Signore, col tuo Spirito nel nome di Cristo Gesù. Perché, Signore, noi abbiamo bisogno di sperimentare un Dio vivente come tu sei. Crediamo in te, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete risedervi. Dio vi benedica. Posso assicurarvi che il vostro cammino col Signore sarà un cammino ogni giorno di più luminoso nella sua presenza. Amen. Carissimi, è giunto un momento che noi sperimentiamo una volta al mese, che è il momento della cena del Signore, ok? Non c'è niente di mistico, il pane non si trasforma in corpo di Cristo, il vino non si trasforma in sangue di Cristo. La nostra idea biblica di che cos'è la cena del Signore è un memoriale, ossia tutte le volte che noi condividiamo il vino e il pane insieme, noi ricordiamo la morte di Cristo finché Egli torna. Okay? Questo è quello che dicono le scritture a riguardo della cena del Signore. Okay? Intanto invito i diaconi che vogliono che ci aiuteranno qua dietro, per favore, con la distribuzione degli elementi, il gruppo di lode. Ed è un momento anche di analisi delle proprie vite. La parola di Dio in Prima Corinzi, capitolo 11, dice che noi, prima di entrare in questo modo di condividere la comunione col Signore, dobbiamo fare un'analisi della nostra vita. Pastore, io ho un peccato in sospeso. È il momento che tu confessi, ma vieni a prendere la cena del Signore, ok? Liberati di tutto quello che impedisce di avere comunione con Dio, confessa a Dio, e Dio è magnifico nel perdonare, ok? Quindi, una sola parola per quanto riguarda l'organizzazione. Per favore, entrate per la corsia centrale e tornate al vostro posto dalla corsia laterale e mantenendo le distanze, ok? Semplicemente questo. Ci saranno qua i diaconi che vi aiuteranno per la distribuzione del pane e del vino, e tornate ai vostri posti, poi prenderemo la cena insieme, ok? Per favore, chi vuole prendere la cena si alzi e può già cominciare a venire.
Stai sentendo la presenza del Signore? Quando scende questo silenzio nella comunità, è perché lo Spirito Santo sta amministrando delle cose, finalmente i pensieri umani si abbassano, no? E lo Spirito di Dio parla più alto del nostro ego, e questo è meraviglioso. Se tu vuoi sperimentare la presenza di Dio, dobbiamo fare come Giovanni ha detto, no? E Giovanni Battista ha detto: bisogna che lui cresca e che io diminuisca. È così che deve essere nella vita cristiana. Amen? Ricordando che questo rappresenta il corpo di Cristo che è stato spezzato sulla croce per ciascuno di noi. Prendiamo insieme. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, per la tua salvezza, Signore, che è giunta a noi, Signore, per tutto ciò che tu hai realizzato, Signore, in quella croce, Signore, versando il tuo sangue, Signore, per noi, Signore, affinché noi avessimo la vita, Signore, tramite te, Padre. Noi siamo veramente grati, Signore, grati per tutto ciò che tu hai fatto, nel tuo nome, Gesù. Amen. Allo stesso modo Gesù durante la cena ha distribuito il calice con il vino che rappresentava il suo sangue, no? È molto profonda la teologia del sangue di Cristo. Il sangue è purificazione, il sangue è vita e il sangue ci dà autorità di combattere nel mondo spirituale. Se tu sei stato lavato dal sangue di Cristo, il diavolo non può dirti tu sei debole, perché tu sei santo, lavato dal sangue di Cristo. Questo ti dà autorità e una goccia del sangue di Cristo vale più di tutte le forze del nemico schierate contro di te. Un piccolo figlio di Dio con una piccola fede può sconfiggere il demone più grande che esiste sulla faccia di questa terra, se è in comunione con Dio, perché è stato lavato dal sangue di Cristo. Amen? Ricordando questo sacrificio, prendiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, che meraviglia ricordare, Signore, quello che tu hai fatto per noi, la croce, il posto dove noi possiamo andare a scaricare ogni nostro peso, Signore, ogni nostro peccato. Lì c'è la soluzione di tutto. Signore, ti chiedo che il tuo popolo possa ogni giorno fare quel cammino, Signore, che ci divide dalla croce e che decidiamo, come Cristo ha comandato, se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Signore, dove ce ne andremo noi lontano da te, perché tue parole di vita eterna. Grazie, Padre, per la tua presenza, grazie per il tuo sacrificio, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Possiamo alzarci tutti in piedi, così facciamo l'ultimo canto, facciamo il momento delle nostre decime, delle nostre offerte al Signore, che il Signore possa benedire quello che tu farai per la sua gloria.
via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, i re di gloria, Gesù il re dei re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, i re di gloria, Gesù il re dei re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie Padre, Signore, per questo culto, Signore, per la predica, Signore, che abbiamo sentito questa mattina, Signore. Tu ci parli, Signore, in ogni momento della nostra vita. Grazie, Signore, per le decime offerte, per ogni famiglia, Signore, che ha potuto offertare, Signore, che ha potuto, Signore, decimare. Che tu possa, Signore, benedire ogni vita, Signore. Signore, grazie Signore, perché tu sei qui, Signore, presente in mezzo a noi, e noi siamo grati, Signore, per tutto quello che hai fatto e ancora farà nella nostra vita. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi rubiamo ancora 2 minuti per gli annunci. Roberta, vieni pure. Buongiorno Chiesa, grazie Signore per questo culto, per questa domenica, per questa Chiesa, lode al Signore. Alcune persone mi hanno chiesto delle informazioni un po' più dettagliate riguardo il corso delle piante della Bibbia. Ecco, grazie alla console che ha messo la slide. Queste sono le date, sono dei sabato pomeriggio, sono 4 incontri, l'orario è dalle 15 alle 18.
Per quanto riguarda l'orario, poi il gruppo che si formerà deciderà se va bene alle 15 o cominciare un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, dipenderà dal gruppo, quindi l'orario è leggermente flessibile in base alle esigenze del gruppo che seguirà il corso. E questi sono i capitoli che io ho trattato e le piante saranno relativi a questi capitoli. Quindi un periodo molto lungo, dalla Genesi alla terra promessa, le piante della festa delle capanne, gli alberi da frutto, i cereali e le piante orticole, fiori e piante per le fibre tessili, piante aromatiche, piante tossiche, arbusti e rovi. E poi oltre a tutte queste piante, che tra le 206 specie io ne ho trattate 50, le più importanti, le più simboliche, parleremo poi anche di quelle sostanze che non sono piante, come l'incenso, vari oli, la mirra, la manna, che sono frutto del mondo vegetale, ma non sono delle piante in sé e che fanno parte della vita della tradizione del popolo ebraico. Mi sono fatte tante domande e a queste risponderò durante il corso, però per una questione, come dire, deontologica, ecco, mettiamola così, devo subito dire una cosa. Innanzitutto, quando noi siamo malati andiamo dal medico e facciamo ciò che il medico ci prescrive. Questo lo faccio io per prima, anche se ho insegnato fitoterapia alla Scuola Nazionale di Naturopatia. Quando io sono malata vado dal medico. E allora cosa servono le erbette? Perché si parla di piante, di erbe. Ecco, vorrei sfatare un mito. Prendi pure questa erba, tanto è una cosa naturale, non ti fa male. Questa non è la verità. Una pianta, se può aiutare, siccome contiene dei principi attivi che noi andremo a vedere, proprio a studiare durante il corso, può anche fare male, perché se non può fare male vuol dire che non fa neanche bene. Allora, una cosa che io non faccio mai è consigliare all'amica: dai, prendi questa cosa, perché tanto a me è fatto benissimo, prendila anche tu. Questo non si deve fare. E questo capiremo durante il corso, perché la fitoterapia utilizzata con coscienza e conoscenza può essere utile al benessere della persona, io l'ho sperimentato per più di 20 anni in collaborazione con dei medici, aiutare e ad accompagnare un percorso di risanamento, di salute guidato dal medico con i farmaci, le terapie ad hoc studiate per quella persona, però la fitoterapia può aiutare e a volte fare anche la differenza, questo sì, lo posso dire. Quindi su queste basi importanti da riconoscere e da tenere ben presenti andremo a studiare le piante dal punto di vista simbolico, e poi tutto l'aspetto della fitoterapia sarà un lavoro molto profondo che partirà dalla conoscenza dei principi attivi di base, quali sono i principali preparati, sapere che una tisana non è un decotto e non è un'infusione. Adesso, detto così, sembra la stessa cosa, invece sono cose molto diverse. Impareremo a fare cataplasmi, impareremo tante cose, quindi durante il corso ci saranno argomenti molto vari, molto ricchi, e anche le vostre esperienze saranno molto utili. Fuori c'è un cartello verde con scritto tutti i dettagli. Vi chiedo solo una cosa: date la prenotazione, perché di sabato qui le stanze sono molto impegnate. Dove andare a fare il corso dipende dal numero di persone, quindi io devo saperlo almeno una settimana prima, quindi nei prossimi 15 giorni io vi chiedo di darmi le adesioni in modo che io possa preparare la stanza e le dispense, che saranno molto belle, nutrite, per non farne in più per niente, siccome verranno date solo ai partecipanti del corso le dispense, e quindi voglio prepararle ad hoc per il numero di persone che parteciperanno. Ok? Grazie. Ok, sull'onda di questo seminario che la Roberta farà,
Allora, gli ultimi 2 martedì del mese di aprile, ossia il giorno 19 e il giorno 26 alle ore 20, qua in sala ci sarà il corso di Apocalisse, ok? 2 martedì dalle ore 20 alle ore 22. Pastore, verrà trasmesso online? Nisba? No, perché io voglio veramente delle persone che vengano qua, si prendano l'impegno di venire, facciano domande, ci siano delle risposte. Ossia, Apocalisse non è un corso di così, no? Leggerino, è una cosa che bisogna veramente interagire per capire quello che il Signore ci dice in questo libro meraviglioso che rappresenta proprio la fine dei tempi, ok? Ma io voglio veramente la presenza. Cosa c'è? Martedì. Sì, si spostano. Sì, tranquillo. Non c'è nessun problema. Ok, allora, martedì 19 e martedì 26, corso di Apocalisse, ore 20 qua in chiesa. Allora, ci sono già le dispense pronte. Se tu vuoi iscriverti, iscriviti. Ti chiedo una cosa. Se tu dici di partecipare, partecipa a tutte e due, ok? Una roba fatta a metà è una roba buttata via, ma se tu vuoi veramente fare una roba fatta bene, capire questo libro importante della parola di Dio, vieni in questi 2 martedì, ok? Sono 2 ore ogni martedì, ma investite bene, ok? Altre cose? No, mi sembra di no. Ok, alziamoci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per questa domenica speciale nella tua presenza. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, ti chiedo, Signore, che l'amore di Dio, il nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito Santo di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.